Allora, Don Roma, spiegaci questa macro regione che è l'Europa Nord, che in realtà comprende anche l'Asia, quindi Eurasia dovremmo chiamarla. Sì, questo nome Europa Centro-Nord spiega com'è grande questa regione perché fino alla lontana Siberia fredda alla Francia e poi con sua piccola, bella isola, isole dei Caribi e anche dall'Irlanda e poi viene al Malta. Allora, territorio vasto che abbraccia 30 paesi con più di 20 lingue, tante culture, 15 ispettorie, 2 visitatorie. Allora, è una regione molto, molto ricca che si riguarda culture, storia, anche come vediamo il nostro carisma. E come incarnare in così tante diverse culture il carisma salesiano? Quali caratteristiche appartengono a tutti e quali invece sono specifiche per i paesi? Sì, ognuno paese, ognuna ispettoria ha sua specifica, ma penso se noi come salesiani sentiamo in maniera molto intuitiva e abbiamo in cuore il carisma, non c'è nessuna fatica a fare questo. Mi piace vedere come i salesiani, pieni di suo ottimismo, ma anche con tante fatica, lavorano a Mosca, dove non è così facile lavorare con i bambini senza tetto, ragazzi senza tetto, senza nessun aiuto statale, o anche a Istanbul dove noi abbiamo una bellissima scuola per i migranti. Allora questo è un vasta modalità del cambiamento, ma anche inserimento nella cultura locale. E questo è tutto possibile, perché noi salesiani unisce il nostro carisma. C'è qualche sorpresa che ci dovremmo attendere nel prossimo sessennio da qualcuno di questi tanti paesi, di queste tante ispettorie? Quale ti sembra promettente in maniera particolare? Sono molto ottimistico e vedo futuro perché non voglio lamentarsi dai problemi, perché i problemi erano sempre, anche da tempi di Don Bosco, e noi siamo nati, la nostra congregazione è nata in tempo molto difficile. Mi piace vivere in Europa con tutti i problemi e tutti i salesiani sono figli dell'Europa, questi che sono venuti anche collaborano con noi. Penso che sfida più importante in Europa è stretta collaborazione con i laici, che sono salesiani, laici, che sentono questo carisma. Noi abbiamo bisogno di invitarli nel nostro lavoro e dare loro possibilità per essere responsabili per questo carisma, per evangelizzazione in tutta l'Europa, che si sentono pienamente inseriti nel nostro lavoro.